20 agosto 1828, cioè oggi, qualche annetto fa, l'opera di Gioacchino Rossini, Le Comte Ory, il Conte Ory, viene rappresentata per la prima volta a Parigi. Abbiamo ascoltato un'aria da quest'opera, composta sul libretto tratto da un vaudeville, cioè uno spettacolo leggero del 1816, a sua volta ispirato a una ballata medievale, tratta a sua volta da una leggenda piccarda, che sta per Piccardia, regione della Francia, in cui venivano celebrate le avventure di un libertino, il suddetto conte Ory, che entra in un convento a Fourmoutier con un gruppo di cavalieri mascherati da suore per far piacere alle monache e per scacciare la noia. E le ultime righe della ballata avvertono il lettore che 9 mesi dopo ogni suora ebbe il suo piccolo cavaliere. Per non soccombere però alla censura, argomentino di cui parleremo tra poco, e per non essere accusato di vilipendio della religione, nel vaudeville si traccia un gioco di allusioni e si trasformano le monache in una castellana e nelle sue dame, eliminando il finale troppo lussurioso. Il libretto si conclude infatti con la sconfitta degli aspiranti seduttori che rinunciano all'impresa e lasciano di corsa il castello perché improvvisamente è tornato il feudatario con i suoi uomini. Così la morale è salva e la censura non scatta. Io do il benvenuto e il buongiorno a a proposito di censura, ad Andrea Lombardi. Ti è piaciuta, Andrea, questa citazione colta? Fantastico, Perché noi siamo fantastico. gente di cultura qui, nel nostro Sì, piccolo, sì, come tanti di quelli che ti danno addosso a te in maniera divertentissima. Tu ti sei sì, sì, divertito sì, un sì. sacco, dopo la mandiamo in onda quella roba lì perché mi sono divertito anch'io. Comunque, Andrea Lombardi chi è? Andrea Lombardi, ne abbiamo parlato un mesetto fa circa, più o meno, Sì. è uno che su YouTube racconta tante cose con una perversione assurda, quella di cercare le fonti, i dati, verificare i fatti e via dicendo. Parla di attualità, parla anche di vicende storiche molto urticanti e fastidiose e a volte non risolte, che rimette in vita, sempre sulla base di questa perversione, di cercare i fatti, i riscontri, i dati, no? Di conoscere il passato per capire in che mondo viviamo. Ha parlato di mala giustizia, caso Bossetti soprattutto, ma tanti altri. Ha parlato di vicende dimenticate e ha una bellissima rassegna stampa tutti i giorni che si chiama Pantoprazzolo, dal lunedì al venerdì, dalle 12.30 alle 13.45, se non sbaglio. No? Esatto. Ogni mattina pubblichi su YouTube, è facilissimo trovarlo, andate su YouTube, cercate Andrea Lombardi, il suo canale lo trovate facilmente, pubblica il caffè amaro, che è una pilloletta alle 10.30 estremamente pepata, più che un caffè è un caffè pepato, no? Perché lì dici quello che pensi, e che è un altro difettone di quelli enormi, no? Perché tu dici quello che pensi cercando di argomentarlo sulla base di quella perversione iniziale che è i fatti, i dati, i riscontri, no? Sei proprio fatto male, Andrea, ma lo sai benissimo anche tu. Sì, sì. Quindi su YouTube voi lo cercate e lo Sono trovate. uscito fallato. Sei uscito fallato e sei rimasto tale. Su Sì, sì. YouTube poi, nella descrizione iniziale, in home page, trovate tutti gli altri link che sono utilissimi anche per approfondire le cose di cui si occupa Andrea. Che avrete capito a questo punto uno dice ma quello lì è un giornalista se fa tutte queste cose. Qualcuno potrebbe Oddio. pensare. La maggior parte invece delle persone hanno capito che proprio per quello che ho detto che fa non è un giornalista. Quindi il giornalista non fa queste cose e infatti è iscritto a un ordine professionale che lo tutela, che garantisce che non faccia queste cose, evidentemente. Quindi grazie per non essere un giornalista, ma per fare informazione. Ecco, le due cose oggi vanno in antitesi. Il giornalista Pensa e l'informazione sono due mondi abbastanza separati oggi, no? Tra l'altro, a proposito di informazione, tu hai fatto una cosa che non dovevi fare, ma ne parleremo tra poco, perché hai documentato, fatti alla mano, una cosa che non si può raccontare, non si può fare informazione su quella roba lì. Ci sono alcuni argomenti tipici sui quali l'informazione proprio non si può fare. È per questo che ci no. sono i giornalisti che se ne occupano, no? Quindi, Esatto. ma no, io sto ridendo, ma mica troppo. Tu, tra l'altro, faccio una cosa sintetica. Voi andate sul profilo, sulla pagina, anzi sul canale YouTube di Andrea Lombardi, lì trovate tutti i link, come vi dicevo, non sto a farvela lunga. Però su andrealombardi.it trovate anche riflessioni e approfondimenti, dei quali parleremo tra poco su alcuni di questi naturalmente, ma una cosa che mi è piaciuta moltissimo è che tu hai cominciato a commentare e a rendere pubblico ciò che ha prodotto, a proposito di censura, la Commissione Sì. Giustizia della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti. Un report di Sì. 145 pagine Mm.
dove si parla della censura europea tramite il famoso Digital Services Act, che è la disciplina europea che praticamente disciplina tutta la comunicazione anche digitale. Questo qui varrebbe la pena di affrontare il tema in una trasmissione a parte, però tu sei stato, credo, uno dei pochissimi, io non ho visto nessun altro, che abbia diciamo, reso pubblica questo documento, che è interessantissimo. Perché? Perché lì vengono anche citate le comunicazioni, la maggior parte ignote a tutti perché segrete, intercorse tra la Commissione europea e le piattaforme americane come la stessa YouTube, Google, i giganti, insomma, no? Esatto. Quindi lì si capisce benissimo che questo Digital Services Act nasce per fare quello che anche Rossini si trovò ad affrontare, cioè per la censura, nasce per censurare, per tenere sotto controllo. È il contrario della libertà, quella roba lì. Però questo si può dire documentatamente e questo lo trovate anche su andrealombardi.it. Sul canale Instagram ci sono tante belle pilloline, poi ne ascoltiamo una bella, l'ultima che hai fatto, che dice chi sei. Su andrealombardi.blog, che è un'altra delle tue diciamo iniziative, trovate intanto un'apertura con una persona che ha un bellissimo sorriso, Paola Cafira, e che racconta come si è documentata e quanto si è documentata tutto ciò che ha a che fare con la sua documentazione sull'Islam. Cos'è l'Islam? Un altro argomentino sul quale, insomma, bisogna essere molto cauti, no? Per quello ci sono i giornalisti, per parlare di Islam. Allora, e tanto altro, naturalmente. Quindi fatevi un giro, vi fate la vostra opinione. Io intanto, se te sei d'accordo, manderei ciò che tu hai messo in primo piano oggi su Instagram, cioè una serie di giudizi su di te. Così entriamo nel vivo della nostra conversazione. Senti che bella roba che dicono di Andrea Lombardi. Senti qua, lo mandiamo. Mimì e Cocò sono tornati. Putin ormai è messo all'angolo. No, credo sia una favoletta per bambini. Palese che siamo impreparati. Informazione e divulgazione di qualità. Non è una questione. Mimì e Cocò saremo noi. Questo è Andrea Lombardi. Lombardi è francamente un personaggio deludente, di scarsa cultura e di ancora minore moralità. I fatti smentiscono qualsiasi opinione su questa faccenda. Chiuso. Tu sei Mimì e io sono Cocò. Sapete cosa penso di Andrea Lombardi? Insomma, io la verità la so. Buona fortuna signor Lombardi e spero che abbia un gran successo nella vita, che impari anche a vivere. Me ne magno, io i complottisti, io quelli che strizzano l'occhio ai Novax, me li mangio a colazione come sto panettone. Hai capito? Buon Natale Andrea, buon Natale anche a te. Vi smaschero uno a uno. Ma proprio uno a uno, vi faccio a pezzettini. Ti pare un soggetto di scarsa conoscenza, di scarsa educazione, nel senso di educazione tecnica, di conoscenza di cose. Il sangue non si cancella. Che vuole parlare e straparla di cose che non sa, con un tono mellifluo e passivo aggressivo. Allora, queste persone stanno cercando di vendere 2 copie di un libro del cazzo e di fare 4 soldi attraverso like e views su YouTube parlando male di Chico Forti. Ok, adesso ho capito di chi stai parlando. Ok, Probabilmente vuole viverci con il suo programma su YouTube e su Twitch, a me non interessa. tutto questo lo fanno semplicemente per guadagnare 4 follow, 4 like del cazzo. Io infatti lo dico sempre, non fidatevi di quello che vi dico. Ci sono degli allocchi che credono a questi buffoni, capito? Io vedo molto opinionismo, pochi fatti. Sangue non basta l'acqua. Le truppe russe arretrano, il consenso interno si sta sfaldando e allo zar rimangono solo minacce, come succede a ogni belva che si è intrappolata e spaventata. Sono delle persone veramente meschine che non sanno un cazzo, anche perché, cioè, chi cazzo sei? Chi cazzo sei? Non sei un cazzo. Ma sei proprio un pezzo di merda. Fai schifo al cazzo. Tu e i tuoi amichetti del cazzo. Venite a Miami che vi aspetto, ma vi aspetto proprio a braccia aperte. La faccio pagare, vi smaschero e vi faccio un culo così. Questo ve lo posso giurare. Pezzi di merda. L'esercito russo, il secondo esercito al mondo, sta perdendo. Io non faccio nomi, ma non perché ho paura di Allora, direi che può essere abbastanza, no? Perché a me mi ha divertito moltissimo il professor Michele Boldrin, che io conosco dal 92-93, no? Che era uno che all'epoca... È sempre stato così? guarda, di più, avrebbe fatto carte false per avere conoscenze bibliche con Irene Pivetti.
questo ti dico. No, ma lo dico documentatamente, è vero. Ne abbiamo parlato io e lui, mi dicevo portami dalla Pivetti. E ognuno ha le sue perversioni, in quel caso lo potevo anche quasi capire. Comunque, Marco Mazzoli ti ha fatto un culo così, ha detto che sei una merda, proprio uno schifoso, Sì, perché hai osato argomentare qualcosa di diverso da lui su Chico Forti, no? Sulla sì, vicenda di esatto. Chico Forti. Sei un complottista, sei un buffone, sei uno senza dignità e quindi evidentemente non sei un giornalista. Giusto? Esatto. Allora, ascolta, perché hai tanti nemici? E non è difficile da capire. Perché c'hai un Sì. cervello tuo, perché sei abituato, e io che ti seguo da tanto tempo, e invito a farlo veramente adesso, al di là delle battute, dell'ironia, del sarcasmo, anche coloro che ci stanno ascoltando e che hanno voglia di roba fresca, con la quale anche essere in disaccordo, perché tu poi sei Ci chiaro, mancherebbe. esprimi le Sì, tue sì. opinioni, anche, però porti una quantità di fatti. E i fatti non è che uno gli può girare intorno e dire non esistono, no? C'è stato anche qualcuno che te lo ha riconosciuto nell'ultima polemica di cui parleremo Sì. tra poco, no? Quindi tu porti i fatti, porti le fonti, porti i dati e questo è un mestiere utile a tutti. Poi ciascuno può avere i suoi giudizi, come il Boldrin, come il Mazzoli, come tutti gli altri. Ciascuno, diciamo, può dirti quello che vuole, naturalmente. Ci E questo è il mancherebbe. bello, perché io in 30 anni di questa attività ho preso una quantità di insulti tali che mi hanno sempre divertito, peraltro, e molto spesso mi hanno anche aiutato a capire delle cose di me. Molto. Quindi, diciamo, tutti sono liberi di fare, non è quello il punto. Il punto è che però tu sottolinei con la tua attività che esiste un'allergia ai fatti, alle fonti, ai dati e anche all'espressione personale di opinioni non comuni, non correnti, non le solite, che in questo momento ha raggiunto l'apice. Infatti tu lo argomenti benissimo, io invito coloro che ci stanno ascoltando dal tuo canale YouTube ad ascoltarsi quei 22 minuti che hai fatto intitolati Non era questo il patto, non mi piace più, perché li spieghi bene secondo me. Guarda, tu hai 20 anni di differenza con me, io sono del 68, però tu spieghi esattamente quello che sto pensando io su come si sono evolute le cose. E non è un pensare dei vecchi che rimpiangono i tempi andati, no, secondo me è un ragionamento oggettivo, no? Siamo conciati un po' male, questo è il punto. Parecchio. Parecchio male. Allora, e lo testimonia anche, qui entriamo nel vivo di una delle vicende delle quali ti sei occupato, una cosa incredibile che tu hai fatto, cioè tu sei andato a documentare, sotto Ferragosto mi pare, no? Un fatto che non è assolutamente patrimonio comune. Hai documentato che a Gaza non si sta del tutto così complessivamente male come se fosse un'unica cosa. Gaza non è un unico disperato lager a cielo aperto, è anche qualcos'altro. Cioè vuoi raccontare tu come nasce questa cosa, come ti sei documentato, cosa hai fatto e quali sono state le reazioni a questa cosa indicibile? Perché ci sono alcune cose appunto che sono diventate quasi indicibili, cioè Sì, questione vaccini è una, no? Ne Togliamo scherzavamo. anche il quasi, sono proprio indicibili. Ecco, perfetto. E in ragione di questo poi ci racconti cos'è accaduto, perché adesso tocca a te, diciamo, raccontarla tutta per fila e per segno, perché per me è una vicenda molto istruttiva questa. Cioè tu hai fatto una cosa di documentazione e, ripeto, qualcuno te ne ha anche dato atto. Questi sono dati, sono fatti. Cosa hai documentato? Come è nata la cosa? E poi raccontaci tu poi come si è evoluta. Beh, è nata dal fatto che, come sappiamo tutti quanti, c'è una situazione di guerra, insomma, in Medio Oriente tra Israele e la Palestina. In questo momento, diciamo, la striscia di Gaza è al centro un po' dell'attenzione. Tra le varie cose che mi saltano all'occhio ci sono alcune immagini che provengono apparentemente da quella zona e sembrerebbero mostrare di locali, bar e altri posti in cui all'interno della striscia di Gaza si può bere il caffè tranquillamente al bancone, ordinare un pancake e quindi avere un'apparente vita normale. Chiaramente molti di questi video sono decontestualizzati, alcuni sono falsi e c'è in giro un sacco di paccottiglia, però mi sono accorto che c'era effettivamente qualche cosa che mi sembrava piuttosto verosimile. Quindi l'ho un po' approfondita, sono andato su Instagram a cercare questi locali, a vedere che cosa contenessero i loro profili e soprattutto ho fatto una ricerca per cercare di capire qual era la rete di account che avevano intorno. Quindi tu hai l'account del locale, che non Sì. è uno, ma sono molti. Mm. Ne ho trovati parecchi di E poi tu locali, li ma elenchi anche, no? Li metti lì ne elenco alcuni, poi sì. oltre a quelli ci sono anche altri posti che non sono necessariamente pub o bar, ma sono, ad esempio, c'è uno spazio di coworking dove si può andare a lavorare col proprio computer, c'è un'agenzia di marketing digitale, insomma c'è varia roba. Andando a vedere, siccome Instagram lo consente di capire chi si tagga in questi posti, ho trovato poi profili di persone
quindi di persone normali, e faccio attenzione perché ho fatto questa operazione, non perché non sappia o non creda che ci sia una guerra nella striscia di Gaza, ma semplicemente perché bisogna anche raccontare le cose per come stanno, perché se affidiamo l'informazione a chi ci vuole dire solamente che lì è tutto distrutto, è tutto sabbia, la gente bruca l'erba per campare e non esiste nient'altro, beh, non è vero. Questo è molto importante da dire per una certa parte della propaganda, attenzione, perché vogliono dire che quella non è una guerra, quella è un'opera di distruzione totale, millimetrica, ingegnerizzata e portata avanti, diciamo, senza scampo verso tutti. In realtà, da quello che vedo io, è un paese in guerra come tanti. Cioè Il famoso l'Ucraina genocidio, no? il famoso genocidio, però in realtà è un paese in guerra come tanti, è un paese in guerra come l'Ucraina. In Ucraina ci sono zone che, se vedete il prima e il dopo, le fotografie satellitari fanno impressione esattamente come fa impressione il prima e dopo nella striscia di Gaza, come fa impressione il prima e dopo in qualsiasi luogo che viene bombardato, perché il bombardamento ottiene esattamente quello. Cioè prima avevi delle costruzioni, delle strutture eccetera, dopo hai una tabula rasa e quindi vederlo fa impressione, ma l'Ucraina è anche fatta di posti in cui si va a ballare, a mangiare e a fare le proprie attività quotidiane. A Kiev la gente va a lavorare e non soltanto a Kiev. Certo, noi Quindi abbiamo era parlato più volte con il nostro amico Ugo Poletti da Odessa, il quale ci ha documentato che si fa una vita normalissima a Odessa. Come è normale che sia Certo. e come è in ogni paese in guerra. Allora questo però dà molto fastidio, perché quando tu mostri queste cose, allora i profili che ho trovato, peraltro sono molto "antichi" tra virgolette, nel senso che alcuni sono stati aperti nel 2015, altri nel 2017, altri nel 2021, nel 2023, alcuni anche quest'anno, perché per esempio uno di questi locali, che poi è quello che mi viene attribuito come se fosse l'unico che ho trovato, ma invece ce ne sono parecchi. Il Lava Café è stato addirittura aperto a maggio di quest'anno, cioè qualcuno ha deciso di aprire quel posto ristrutturando quello che c'era, è fatto di lamiera, per carità, non è che sia l'Hilton, però è comunque fatto bene, no? Nel senso è un posto dignitoso, è stato aperto questa primavera e quindi il profilo di questa primavera, ma ce ne sono tanti di posti che ho trovato e tanta gente che ci si tagga dentro. Cosa è successo? Che l'ho raccontato ed è successo il finimondo. Semplicemente è successo il finimondo, perché queste cose tu non le puoi dire. Soprattutto non le puoi dire quando tu mostri di aver fatto un lavoro di ricerca in cui vai a fondo e non è che hai preso per buono un Ecco, video. ti fermo un attimo, perché poi voglio capire cosa vuol dire finimondo, no? Tu mi Sì. devi dire cosa è successo, però con questa cosa che tu hai fatto, che hai appena spiegato, tu come scrivi tu stesso, ti cito per non sbagliarmi, ma non per essere chiaro, l'informazione, tu hai dimostrato, ci prende in giro, ci inganna, no? Perché la versione è: a Gaza Gaza è intera Gaza, la striscia di Gaza, un campo di concentramento, un campo lager, un luogo dove si stermina costantemente tutti i giorni e dappertutto. E naturalmente si sta compiendo il genocidio, cioè lo sterminio scientifico, integrale, totale di una popolazione. Ecco, questa è la documentazione che tu puoi, che è il tuo lavoro, mette in discussione questo tipo di assiomi che sono funzionali a un certo tipo di narrazione, no? Tu non stai dicendo che non c'è la guerra, ovviamente, stai dicendo che non c'è il genocidio e che quello lì non è un campo di sterminio o un lager a cielo aperto. E tra l'altro le reazioni che tu hai avuto hanno avuto l'effetto di dimostrare un'altra cosa, perché noi sappiamo tutti che sono gli ebrei che controllano l'informazione, controllano la finanza, controllano il mondo. Lo controllano al punto tale che tu sei stato censurato senza colpo ferire. Sì, ma lo sai qual è il paradosso? Che sono stato censurato con la scusa di quello che tu hai appena detto, cioè ho pronunciato esattamente le tue stesse parole, quelle che tu hai appena detto adesso, che adesso io ho il terrore di ripetere, nella stessa maniera ironica che l'hai detta tu, in cui l'hai detta tu. YouTube, sotto una pioggia di segnalazioni, chiaramente loro non controllano la contestualizzazione di quello che dici e il video è andato giù ed è scomparso ed mi è stato applicato uno strike. Adesso sto combattendo in una, diciamo, diatriba extragiudiziale, vedremo, ci vuole un po' di tempo, vedremo di capire cosa succede. Però è tutto nato dal fatto che mi sono attirato un fuoco incrociato di odio
da parte di Ecco, allora questi... raccontaci cosa ha voluto dire questo Finimone. Intanto, punto primo, il video è stato rimosso per hate speech, Hate come si speech, dice, no? In sì, sostanza perché tu istigheresti all'odio con il tuo sì, discorso. E dov'è che esatto. istigheresti all'odio? In che modo? Ah, Cioè, se uno racconta i fatti e la realtà istiga all'odio? infatti, questa è una bella domanda ed è l'oggetto della diatriba appunto che ho ingaggiato con Google, con YouTube per chiedere e spero ottenere il ripristino del video, che non è poi il video in cui mostro i bar e i caffè, quello l'ho rimosso io perché il problema è che poi ti mettono sotto scacco perché loro ti Mm, dicono ti rimuoviamo un video, ti prendi un avvertimento, al secondo ti chiudiamo per una settimana, al terzo tu perdi tutto e non lo rivedrai mai più, mm. perché funziona così. Sì. Quindi, se tu me ne tiri giù uno e io ne ho fatti 3 o 4 sullo stesso argomento che più o meno dicono le stesse cose, tu mi stai dicendo attenzione, come è partito il primo, potrebbe partire il secondo e pure il terzo. Quindi nel giro di un'ora e mezza tu hai chiuso baracca e burattini e non vedrai mai più la luce del giorno. Purtroppo vivendo sotto dittatura bisogna imparare a capire che a un certo punto ubi maior minor cessat, cioè Mm. nel senso quando tu ti scontri con questo tipo di potere allora tu devi dire: "Okay, devo correre ai ripari". Quindi ho rimosso io da YouTube gli altri video, poi chiarite alcune situazioni, alcune cose, verificato che c'erano meno appigli, ecco, nell'altro video rispetto a quello che è stato rimosso, meno scuse possibili, l'ho fatto ripristinare, Sì. perché si può fare anche questo con YouTube, anche perché mi serviva in termini proprio di difesa. Quindi siccome lo devono vedere gli avvocati, mi serviva che il video fosse nuovamente pubblico, come strategia difensiva. Però il fatto è che, innanzitutto la censura c'è stata ed è ancora applicata, perché il secondo video, diciamo, è stato rimosso per hate speech e rimosso rimane tutt'oggi. Vedremo poi cosa succederà in futuro. Sicuramente, quello che è successo è che altri canali di propagandisti di bassissima lega, veramente di fanatici propagandisti, gente violenta, perché ho letto cose scritte da queste persone che io non ripeto perché, sono talmente violente che diventa veramente poi difficile anche semplicemente citarli, mi hanno lanciato esplicitamente addosso tutti i loro adepti che sono chiaramente una quantità esagerata di minions, i quali si sono organizzati fondamentalmente in una rete per venirmi a, tra virgolette, "massacrare". Ora a me non me ne frega nulla, anzi è tutta pubblicità ed è tutto traffico e alla fine sono anche tutti soldi, perché comunque quelli anche per venire a scrivere un commento, una view la fanno. Però rende conto del clima, qualcun altro potrebbe smettere di fare queste cose per questo clima. Comunque ti cercano di tappare la bocca in ogni modo, cercano di ridicolizzarti, estrapolano quello che hai detto, lo mistificano, lo manipolano e ti fanno passare come un cretino, come se tu avessi preso un video fatto con l'intelligenza artificiale per dimostrare che Gaza è un resort a cielo aperto. Chiaramente non è stato questo il senso del Vabbè, ma mio del resto tu lavoro. lo avevi anche chiaramente detto, no? Non sto Certo, dicendo che Gaza è un resort a cielo aperto o il filmato, no, di Trump, no? Di Trump e esatto. Netanyahu che si bevono il cocktail. Non è quello. No, no, non è Però per c'è niente. anche quello che tu hai documentato. Quelli sono fatti. Io ripeto, noi Sì, possiamo sì. vivere in tutto il mondo assurdo in cui viviamo, però il fatto non lo puoi aggirare e dire che non esiste. Se io e te in questo momento stiamo parlando, non puoi dir di no, no? Certo, certo, certo. E quindi Sì, sì, poi uno può discutere è del bello che perché stiamo ci sono quei difendendo loca l'ovvio, no? Stiamo no, difendendo e ma sottolineando una ovvietà, però quello che tu, diciamo, tutto il finimondo, come tu hai detto, che ti si è scatenato addosso per sì. aver mostrato un'ovvietà, mostra una cosa molto semplice, che noi non siamo in libertà qua. No, no, per nulla. Infatti ribadisco quello che ho detto, non era un'iperbole quando ho detto: "Se vivo sotto dittatura mi devo adeguare a come funzionano le cose", è esattamente la realtà di come penso che stiano le cose. Oltretutto, tanto più che ho mostrato i documenti della commissione del congresso americano che tu hai citato prima, in cui si occupavano proprio di censura Mh. sulle piattaforme imposta dall'Europa, quindi parliamo a ragion veduta, direi, senza timore di smentita, di dittatura, quantomeno in termini informativi, questo Ecco, sicuramente. anche in Belgio c'è qualcuno che ha mostrato le cose che hai mostrato tu, no, Sì, Nadia Gerz, com'è finita? sì. È finita che ha dovuto fare abiura, come tutti quelli che si permettono di dire che a Gaza ci sono posti in cui si può andare a prendere il caffè. Lei tra l'altro ricoprendo degli incarichi di rilievo, nel senso che è, In una consigliera nel TV CDA. pubblica, no? Sì, esatto.
e oltretutto parte di un partito anche abbastanza importante in Belgio, ha mostrato anche lei alcuni caffè, alcuni ristoranti a Gaza. Peraltro vorrei anche dire che io li ho contattati alcuni di questi, mi hanno risposto con orari, mi hanno chiesto se volevo prenotare e dove andare, però questo non ho avuto purtroppo modo di farlo vedere perché nel frattempo mi hanno tirato giù tutto, altrimenti saremmo arrivati anche con questo. Ha dovuto fare abiura anche lei, ha dovuto rimangiarsi tutto, scusarsi, ma chiaramente non basta, perché una volta che ti sei macchiato del delitto gravissimo di aver dubitato, praticamente tu sei cioè sei come un fedele che è un peccatore che deve essere insomma alla fine in qualche modo redento, e quindi la stanno massacrando ancora adesso, nonostante lei abbia cancellato quel post, abbia chiesto scusa, Cioè ha fatto ma non si abiura, capisce perché. Ma guarda, veramente, no? È ma pe fa è fa per fa sì, quello che sì. io la mia trasmissione in generale l'ho intitolata Auto da fè, perché siamo in quei tempi lì, che siamo Ma è all'Inquisizione, no, più o sì, sì, meno. Quindi te devi sì, fare abiura, che è una parola che mi mette i brividi solo a però piace a tanti, appunto, giornalisti. Guarda che è incredibile. sì, È sì, sì, così. sì. Beh, ma allora c'era una ragazza sicuramente molto sveglia, molto intelligente, molto giovane anche, che dalla sua posizione, diciamo, assolutamente di sostegno della Palestina, e Sì. io poi vorrei anche ribadire che a me non me ne frega nulla, tra l'altro, di quello di stare da una parte o dall'altra, non ho in simpatia nessuna delle 2 barricate onestamente. Però i fatti sono fatti. Comunque questa ragazza guardava il mio lavoro e diceva: "Sì, si può criticare per tante cose, ha un tono Sì. insopportabile", vabbè, tutte cose legittime che ha Mh. detto, però ho verificato anch'io, non ci credevo, sono andato a vedere nella geolocalizzazione dei posti e effettivamente cosa gli vuoi dire. Il giorno dopo fa un altro intervento dicendo: "Mi hanno fatto un culo così e quindi ho capito che ho sbagliato, non lo dovevo fare perché non bisogna, concentrarsi su queste stranezze che accadono e che non sappiamo spiegare, ma alla fine la cosa che conta è un'altra, è che c'è un genocidio, quindi non bisogna Mh. distrarsi, bisogna andare avanti e raccontare Allora, quello diciamo perché è la quella la cosa verità, Andrea, importante". diciamo la verità, gli ebrei nei campi di concentramento non potevano prenotare a che ora bere il drink. Temo di no, ahimè. Eh, diciamolo poi tra l'altro tu, oltre a dimostrare con questo che l'informazione ci sta veramente prendendo in giro e che non fa il suo dovere elementare, cioè raccontare i fatti cioè dire che esiste anche una Gaza dove si vive normalmente e per certi versi anche sopra un certo livello di lusso che è abituale nostro, no, ci sono posti veramente belli Sì, tra sì. l'altro, Ah no, beh, quindi sì, sì. diciamo raccontare questo non significa negare la guerra e tutto il resto, significa metterla No, su un no, piano pragmatico e non ideologico. Invece tu mi esatto. stai dicendo anche un'altra cosa, oltre al fatto che l'informazione non funziona. Mi stai dicendo che non funziona neanche la narrazione per cui gli ebrei stanno succhiando il sangue dei bambini di Gaza e sterminando un popolo. Gli ebrei, non gli israeliani, perché qua stiamo Certo. parlando, diciamola tutta, andiamo al dunque, gli ebrei, non gli Sì, sì. israeliani. Sì, Mh? sì, certo. O no? Tu stai hai No, no, anche guarda, stai facendo anche questo questo errore e tra l'altro te lo dice una persona che prova una profonda simpatia, l'ha sempre detto pubblicamente, non dico niente di particolarmente per il popolo ebraico e per lo Stato di Israele, ma non ho nessun legame con cioè non c'è nessun tipo di interesse, non sono ebreo, non ho radici ebraiche, non ho interessi di nessun tipo, li valuto per quello che la mia testa mi suggerisce di valutare e questo è un certo. problema, questo è un problema. Ah, beh, Capisci? quello Tu che hai non detto puoi è già problematico, non sì, sì. non puoi narrare in questo momento che il genocidio israeliano si va compiendo in una maniera tale che Gaza è per larga parte una zona un territorio normalissimo, dove si vive normalissimamente, no, quindi questo rimetterebbe tutta la questione in una logica appunto di guerra certamente, ma richiederebbe un approccio pratico, pragmatico, valutativo dei fatti, non delle ideologie e questo è insopportabile. E a me Sì, sì. questa cosa mi dà un fastidio colossale, perché evitare di ragionare sui fatti significa allora lasciamo perdere, chiudiamoli veramente tutti i canali di informazione. A cosa servono? Servono a propagandare solo le balle? Servono per la propaganda di chi in quel momento lì può permettersi di farla. In questo momento Eh. qui chi può permettersi di farla non è certamente la parte israeliana, che se ne dica mi dispiace, ma questo è un altro fatto. Ed è un fatto E inoppugnabile com'è e possibile che questi incontrovertibile. controllano tutto, ma non Eh, controllano, diciamo, la narrazione fondamentale? Perché alla questo fine dov gira e rigira, loro sono i cattivi. Sì, sì, questo dovrebbe accendere tante lampadine anche nella testa di chi come me fino a qualche mese fa non provava innanzitutto grande interesse per la faccenda, se non che per me questa cosa ha un interesse perché diciamo nel periodo nero delle stragi in Italia
è in realtà molto importante quello che è successo in Medio Oriente, ma non ho mai provato una particolare simpatia, a differenza tua, per Israele e per il modo in cui si comportava. Devo dire che di fronte ai fatti sto molto rivalutando la mia posizione su questa cosa qua, e soprattutto mi auguro che tutti quanti si facciano almeno delle domande, perché c'è tanta gente che in buona fede ha sempre pensato a quello che ci veniva raccontato. Cioè io mi ricordo che da quando sono nato si sentiva al telegiornale: Israele sospetto terrorista in un mercato in Palestina, Israele ci tira un missile sopra, e di fronte a una roba del genere ovviamente chiunque dice ma è un paese terrorista. Poi di andare ad analizzare in realtà le cose come sono andate, come vanno e cosa è successo veramente, si scopre che forse non era vero che il mondo dell'informazione era in mano a certi gruppi, ma evidentemente ci hanno infarcito la testa di cazzate per decenni e le cose stanno un po' diversamente. Quindi ho pesantemente rivalutato la mia posizione su questa vicenda, e mi auguro che questo accenda una lampadina nella testa di tutti quelli che avevano una certa visione del mondo, perché i fatti sono che a dire queste cose si finisce male oggi. E si finisce censurati dalle piattaforme, si finisce boicottati e isolati dagli altri, si finisce praticamente nei ghetti informativi. E se questo succede, evidentemente c'è qualche contraddizione rispetto a quella visione delle cose là, che vorrebbe Israele a capo di tutto il mondo e gli ebrei a controllare l'informazione. Ciò che tu hai documentato, ripeto, documentato, non raccontato, perché raccontato può voler implicare una dimensione fantastica, narrativa, Certo. puramente narrativa. No, tu non l'hai raccontato, tu hai documentato che ciò che avviene a Gaza non è una guerra come tutte le altre, no? O meglio, è una guerra come tutte le altre. Ci stanno dicendo che è in corso un genocidio. Allora tu hai documentato che non è, la narrazione ufficiale non è vera. Partiamo da lì. Però questa documentazione che tu fai ci costringerebbe a non credere, per esempio, a una storia che è stata utilizzata, questa sì, in chiave ideologica e narrativa, oscenamente tra l'altro, perché si parla di una persona gravemente ammalata che è stata fatta Certo. passare come una morta di fame, no? La ventenne palestinese portata in Italia con volo militare è morta perché malnutrita, perché non mangiava, perché gli ebrei l'hanno ridotta, lei come tutti gli altri, alla fame tale da portarla alla morte. Questa povera ragazza aveva semplicemente la leucemia, un tumore. Che poi qua i medici di Pisa hanno escluso, ma questo non toglie che ci fosse una diagnosi da Gaza di leucemia e che comunque lei fosse ricoverata in ematologia. Ecco. Poi magari non avrà avuto la leucemia, ma avrà avuto altre patologie. Tra l'altro i medici stessi lo dicono, che non sanno che cosa avesse, probabilmente aveva altre patologie, ma è diventata ovviamente quello che sappiamo sui giornali, perché la propaganda funziona così. Ecco, esatto. Ma scusa, vogliamo parlare del doppio standard? Allora, io mostro delle riprese dei profili Instagram di gente che tutti i giorni si fa vedere qui, là, con la macchina, per strada, al bar, eccetera. E mi viene contestato che sono falsi, sono fatti con l'intelligenza artificiale, chiaramente si vede che non è vero, e sono cose che non c'entrano nulla. Poi ti fanno vedere il video di un sfocato sgranato, di un tizio, non si sa chi sia, con addosso un qualcosa, un sacco, che trasporta qualcosa e che a un certo punto salta per aria. E tu non sai nulla, non sai che cos'è, non sai chi è, non sai cosa trasportava, non sai niente. Però siccome la descrizione di quel video ti dice che quello era un povero abitante della striscia di Gaza affamato che era soltanto andato a comprarsi un sacco di farina, anzi a prendere un sacco di farina al punto di distribuzione degli aiuti, che è stato colpito da un drone israeliano perché lo hanno voluto uccidere, perché la farina in realtà era solo una scusa per poi farli venire tutti lì e ucciderli. E io dovrei credere a questa cosa sulla base di che cosa? Di quale elemento? Quando poi in molti di questi video vedi anche le esplosioni secondarie. Un altro video ti dicevano: questi sono 2 poveracci che trasportano una tenda perché non sanno più dove dormire. Vengono colpiti e poi, oltre all'esplosione principale, tu vedi altre 2 o 3 esplosioni, che quindi mi fanno pensare che quello che trasportavano non era una tenda, forse era una tenda piena di tritolo, forse erano dei terroristi che erano stati identificati, erano armati, avevano degli esplosivi e sono stati colpiti. Però io mi devo fidare della descrizione fatta non si sa da chi, e quello diventa la verità e la prova per dire che Israele massacra i civili ingiustamente. Ogni giorno leggo
della gente che viene radunata davanti ai camion per la distribuzione degli aiuti, poi gli israeliani gli sparano addosso. Escono video da quel posto di ogni cosa, tranne che di questo. Ma possibile mai che succede tutti i giorni, tu non riesci a produrre un video in cui si vede quell'avvenimento? No, ti dicono perché non hanno internet e non hanno la corrente. Ma come? Tutti i video che mi mandi di quelli che vengono col sacco di farina fatti saltare in aria, quelli altri con la tenda, quelli escono. Lì internet ce l'hanno. Per le cose che succedono tutti i giorni, guarda caso no. Bah. Allora, però, se devo credere ciecamente a quella cosa lì, si chiama fede, certo. e non metti in discussione i video che ti faccio vedere io, allora, se ragioni così. Però sappiamo come funziona. Ecco, e adesso cosa succede, Andrea? Proprio cosa prevedi che possa succedere concretamente? Perché qui stiamo parlando appunto tu hai detto doppio standard, questa cosa qui è una definizione elegante di una oscenità, cioè Sì. censurare, diciamo, la verità e i fatti, al massimo, diciamo, catalogati da chi è in buona fede e ha verificato che sono veri come stranezze, no? Come la blogger che Certo. citavi prima. Indubbiamente Andrea Lombardi ha mostrato cose vere, ma sono delle stranezze che non sconvolgono la narrazione generale. Mi vengono in mente tanti processi di cui ti sei occupato anche tu. Allora, non torna questo, non torna quell'altro, non torna quell'altro, non torna quell'altro ancora, non tornano decine di cose, ma sono tutte stranezze che non mettono in discussione l'impalcatura generale della condanna del poveraccio o dei poveracci, no? È così che si ragiona, giusto? I fatti sì, li certo. ignoriamo, li lasciamo da Certo. parte. Sono stranezze, sono cose così, ma Sì. non compromettono la tenuta generale della bufala, della falsità, dell'errore, no? E noi dovremmo credere alle bufale, alle falsità e agli errori, mettendo da parte tutti i fatti che non tornano. In Certo. questo c'è un regresso mostruoso, perché in effetti tu dici, quando ho iniziato io a occuparmi di cosa pubblica e di informazione si ragionava un po' diversamente. Adesso siamo abituati. Allora, alla fine mi viene una domanda proprio da boomer deficiente. Ma non è che tutta sta roba qua del digitale, di internet, alla fine, invece di aprire orizzonti di libertà, li ha sempre più ristretti, fino a culminare, diciamo, da parte di chi comunque il potere ce l'ha in mano, nel famoso Digital Services Act, nelle leggi, nei regolamenti, nelle repressioni, negli aspetti dittatoriali o paradittatoriali che poi alla fine governano la realtà. Inutile girarci Sì. intorno, no? È così. Allora, diciamo, indiscutibilmente questi Dove sta la mezzi libertà qua? Poi noi abbiamo un problemuccio fondamentale. A me questa cosa che non risolta, e voglio sentire anche la tua opinione, Andrea, cioè un problemuccio fondamentale che ha a che fare con la nostra bellissima, magnifica, intoccabile Costituzione, no? La Costituzione italiana, la più bella del mondo, la più bella del mondo. come dicono i soloni qua a buon mercato, no? All'articolo 21 ci dice una cosa, peraltro in effetti molto bella, che ciascuno ha il diritto di manifestare liberamente le proprie opinioni, idee, eccetera. E quindi anche di parlare dei fatti. Non stiamo parlando nemmeno dei fatti, delle opinioni. Quindi Pensa figurati, ancora un passo in più. Pensa un po'. E allora, com'è che lo mettiamo d'accordo questa roba qua? Perché sarà vero che quelli sono privati, fanno quello che vogliono. È l'altra obiezione tipica, no? YouTube, Google, i giganti. Sono loro, sono degli privati. imbecilli, però. Sono privati, fanno quello che vogliono. Se tu non sei d'accordo, te ne vai fuori dalle balle. Vorrei avere un ristorante e beccare uno di questi cretini e buttarlo fuori a calci in culo dicendo tu la faccia che mi sta sui coglioni, che qua non entri. Chiaramente non si può fare, è ovvio che non si possa fare. Il fatto di essere privati non è che garantisce di poter fare quello che si vuole. Però tu hai a che fare con questo bene superiore che è garantito dalla bellissima, meravigliosa, intoccabile Costituzione, che è la libertà di espressione e di pensiero. Come lo combini con questa censura di fatto? Non si può combinare. E allora come ne usciamo? Tacendo. Ne usciamo tacendo e ignorando anche questo, no? Perché alla fine ignora i fatti, ignora questo, ignora quell'altro. Noi siamo ignoranti all'ennesima potenza. O ci vogliono ignoranti all'ennesima potenza? Sì, e lo siamo anche. Cioè, tu hai a che fare con la maggior parte della popolazione che non... Una volta un mio professore del Politecnico disse: in un mondo evoluto la forma è sostanza. Allora non capii esattamente che cosa intendeva, ma adesso mi è esattamente molto chiaro. Tu parli con gente che non sa neanche di che casa, dove abiti la forma, ma la forma è una cosa fondamentale, nel senso che il formalismo dell'articolo 21 che ti dice una cosa e che non viene rispettato, da persone che hanno una concezione del mondo dove comprendono i meccanismi di una società organizzata e quindi la sua forma e quindi l'importanza anche del formalismo, è chiarissimo che sia disapplicato. All'occhio del beota comune
Lui ti dice sì vabbè, però tu la libertà di parola non è mica la libertà di disinformare, la libertà di parola non è mica la libertà di insultare, quel pensiero non è un'opinione, è un crimine. Ti rispondono in un modo che è chiaramente stupido e possiamo deriderlo quanto vogliamo, però denota poi alla fine quello che sottolinea quella roba lì, perché chi ti risponde così non ha idea di quali siano i meccanismi che regolano una società organizzata, cioè non capisce l'ordine e la gerarchia delle fonti del diritto, tanto per dire una cosa, no? Poi qua c'è da discutere perché in realtà l'Europa si colloca sopra come fonte del diritto, quindi quando ti applica un regolamento, e il regolamento, il DSA è un regolamento europeo, quello è immediatamente applicato in tutti i paesi, non lo devono neanche recepire, non è una direttiva e quindi è una fonte gerarchicamente superiore. Però al di là di questa cosa, che è pure importante perché consente poi di applicarla così com'è ovunque, bisognerebbe capire questi meccanismi come funzionano per dire no, ma scusa, tu mi hai detto una cosa, non mi puoi vendere una sola se mi hai assicurato dall'altra parte questo, perché poi tra l'altro anche l'Europa prevede la libertà, cioè la famosa Carta europea, Sì. no, dei diritti. Non è che non lo prevedano la libertà di espressione o la libertà di potersi insomma esprimere liberamente. Poi viene violata da questi regolamenti qua che sono chiaramente in contrasto con i principi di buon senso, prima di tutto, generali che ci siamo dati in secondo luogo, ma di fronte a questo noi le ce li persone... siamo costituzionalizzati, no? Questi Sì, meccanismi sì, di soverchiamento, mentre in sì, Germania sì. esiste un principio un po' diverso, poi lo applicano quando vogliono loro e sulle materie che vogliono loro, però la Corte Costituzionale tedesca valuta se quello che Sì. arriva dall'Europa sia costituzionalmente corretto per la Costituzione tedesca o no. Noi Loro possono. abbiamo eliminato questo passaggio, no? Loro lo esercitano magari sulle questioni che interessano al governo di turno, però il principio c'è e non sarebbe male, Certo, tra l'altro, certo, sì, sì. perché metterebbe in luce quella contraddizione di cui stiamo parlando adesso, no? Perché tu mi garantisci la libertà di espressione e poi mi censuri. Sì, però il problema è che ce ne rendiamo conto, o se ne rendono conto gli addetti ai lavori, quindi tecnici, giuristi, eccetera, poche altre persone di cui facciamo parte noi, pur non essendo tecnici, almeno io non lo sono, e poi nella generale concezione del mondo questa cosa qui praticamente è inesistente. Anzi, a corrente alternata, prima un gruppo, poi un altro ancora, perché tanto questi non imparano neanche della storia avvenuta 6 mesi prima. A rotazione questa roba fa pure piacere, perché tu prima io, osservo un po' di persone, no, tu avevi quelli profondamente anti-russi e pro-Ucraina che chiedevano di isolare i russi e di non far esibire gli artisti, non far partecipare gli atleti russi alle competizioni, eccetera, eccetera, lo chiedevano a gran voce. Però al contempo, chiaramente essendo loro, schizofrenici, filo-occidentali, eccetera, erano, antirussi estremamente filo-israeliani. Adesso stamattina leggo sul giornale che gli allenatori chiedono alla FIGC l'esclusione di Israele dalle competizioni internazionali. Leggo che Israele è stata tenuta fuori dalla fiera del Levante in Puglia. Leggo quindi che si sta ripetendo esattamente quello che abbiamo fatto con i vari direttori d'orchestra Sì, russi e sì, via sì. discorrendo con gli israeliani, che poi gli israeliani in un anno secondo diventano gli ebrei, Esatto. indipendentemente che abbiano o meno un passaporto israeliano, che ci abbiano anche solo mai messo piede. E io ora voglio vedere questa dissociazione cognitiva di quelli che prima chiedevano a gran voce la censura dei russi, cosa faranno con la questione israeliana, perché poi non si rendono conto che il meccanismo è sempre lo stesso e che è una questione di principio e non di dire tizio o quel sistema ha ragione oppure non ha ragione. Il sistema che ha ragione è il mio, dovrebbe essere il discorso, è quello che ti dice tu chi sei, da dove arrivi, non mi interessa, ti esibisci su un palco in Europa, in Italia, perché qua vige l'uguaglianza e la libertà di tutti quanti. Quindi vieni qui, vai a Caserta ad esibirti, bene, chiunque tu sia lo puoi fare. Chiunque cerca di impedirtelo viene fermato, Certo. perché questo è il sistema che garantisce la libertà. Sì, oltretutto la libertà di fare il proprio mestiere in un campo artistico, che è ancora diverso dal Pensate, manifestare opinioni, è molto, molto, molto diverso, è ovvio che sia così. No, cioè stiamo parlando veramente dell'ABC. Queste cose qui fanno parte dell'ABC della libertà, ma proprio dell'ABC, perché sì, altrimenti sì, c'hanno ragione gli islamici, come hai raccontato tu chiacchierando con la meravigliosa Paola Cafira. Invito tutti a farsi... grandissima Paola Cafira. Invito tutti a godersi questo video, perché è anche una persona che ha il senso dell'umorismo, quindi è Sì, sì. intelligente.
È un bellissimo video. Andrea, io ti volevo chiedere, per concludere la nostra conversazione oggi, ma poi ci risentiamo, Certo. cosa prevedi che possa accadere, cosa temi e cosa invece stai facendo senza svelare le carte di niente, perché bisogna essere molto attenti, come tu hai sottolineato, no? In una dittatura non è che puoi dire al signore che ti sta tappando le ali cosa vorrai fare per contrastarlo. Però, insomma, Sì, che parto da succede cosa adesso? che succede a livello, diciamo, generale, globale, internazionale o in quell'area No, là, che questo succede per te, per il tuo canale, per per la me, tua per me. attività, per questa vicenda di censura? Allora, sto combattendo con le unghie per cercare di ottenere giustizia, perché di questo si tratta, cioè che mi venga ripristinato il video, rimosso l'avvertimento da YouTube, che è comunque un segno che, cioè, per carità, adesso grazie a Dio in 3 mesi scade, però è comunque una cosa negativa che ti applicano ingiustamente perché io non ho violato nessun punto del regolamento, punto primo. Punto secondo, diciamo che adotterò una strategia un po' più raffinata, un po' più fine, in cui dirò le stesse cose in maniera più subdola, perché così mi costringono ad essere, e quindi in maniera più che possa passare più che stealth, bello. okay? Che Ti bello. costringono così, Sì. io non cedo, però vado avanti semplicemente in Hai altra ragione, maniera. bisogna salvaguardare la cosa principale, la sostanza. Esatto. Anticipo che sto lavorando su una serie di video che mi sono stati inviati e che si trovano e si possono reperire, che forse sono ancora più sconvolgenti di locali, bar, eccetera, perché riguardano combattenti o presunti combattenti che hanno un comportamento un po' strano, mettiamola così. Non anticipo molto, Bene. però prossimamente vedrete se sarà possibile. Allora, concludendo, io dico una cosa sola, cercate il canale YouTube di Andrea Lombardi, lo trovate facilissimamente, lì avete tutti gli altri link dai quali ho preso spunto anch'io, dei quali abbiamo parlato stamani. Andrea, io ti ringrazio, ma lo faccio Grazie a te. in maniera sia privata che pubblica, perché da cittadino, da persona a cui piace informarsi e piace anche confrontarsi con le opinioni, non posso far altro che ringraziarti, perché il tuo è uno Grazie a spazio te. di effettiva libertà. Grazie ad E anche Andrea questa Lombardi. radio lo è, quindi grazie mille, è sempre un piacere essere qui. Allora, questo naturalmente ti giocherà un'altra fetta di pubblico, perché non è la radio della Lega e tutte 'ste storie qua. Guarda, per quanto mi riguarda, io c'ho 30 anni di cotenna sopra che è alta così, quindi non me ne frega assolutamente un beato cacchio. E a me meno di te. Grazie ad Andrea Lombardi, andate sul suo canale su YouTube. Andrea, buona mattinata e buon pomeriggio. Altrettanto. Buona giornata a tutti. Allora, noi adesso facciamo un'altra pausa musicale, sempre col calendario in mano, no? Così recuperiamo anche una vecchia trasmissione che non c'è più. 20 agosto 1965, i Rolling Stones, che sono ancora in pista, incredibile, droga, alcol, tutto quello che è, magri come un picco, tutti in perfetta salute, non so, quelli avranno succhiato il sangue dei pipistrelli come minimo, chi lo sa. I Rolling Stones comunque pubblicano nel 1965, proprio il 20 di agosto, oggi, il loro singolo, un pezzo che conoscete tutti, I Can't Get No Satisfaction, nel Regno Unito, il loro primo successo numero 1 negli Stati Uniti. Il riff di chitarra che c'è all'inizio è considerato uno dei migliori riff o ritornelli di tutti i tempi della storia del rock. Il testo della canzone fa riferimento alla frustrazione sessuale e al consumismo. Pubblicata per la prima volta negli Stati Uniti a giugno 65, la canzone viene inclusa nella versione americana del terzo album dei Rolling Stones, Out of Our Heads, pubblicato quel luglio. Nel Regno Unito e in Gran Bretagna la canzone inizialmente fu trasmessa soltanto da stazioni radio pirata, sempre per la suddetta censura, che però era molto meno efficace di quella odierna, perché poi alla fine viene trasmessa normalmente. Il suo testo all'inizio era considerato troppo sessualmente allusivo. In ogni caso, ci becchiamo i Rolling con I Can't Get No Satisfaction. Stai ascoltando Radio